La Sardegna rappresenta un momento di grande tipicità storica, tipicità ambientale, tipicità di costumi, di lingua. Io mi sento qui nell'ambito di una isola che vive appassionatamente la propria civiltà, che è una civiltà italiana ma dotata di un timbro particolare che la rende ai miei occhi affascinante. Quest'anno mi avete accolto con un sole luminoso, quindi non posso che essere gratissimo al sindaco e all'amministrazione comunale. Io ho due predilezioni dal punto di vista letterario e giuridico. Stranamente queste due predilezioni hanno uno stesso cognome. Amo moltissimo il vostro poeta nuorese Sebastiano Satta, perché di questa civiltà sarda fu un interprete straordinariamente fedele ma anche straordinariamente acuto. Quindi le poesie di Satta Sebastiano, mi hanno accompagnato fino dalla mia giovinezza. I poeti sono sempre stati dei miei compagni nell'itinerario di vita. Ma un altro Satta mi ha affascinato come giurista, ugualmente nuorese, e cioè Salvatore Satta. Un grande giurista, un grande professore soprattutto di diritto processuale, il quale però amava immettere le tecniche giuridiche in un più ampio respiro culturale. Era un uomo di cultura, era un grandissimo scrittore. Io che leggo volentieri i poeti, ma che leggo meno volentieri i romanzieri, perché non ho pazienza di seguirli nelle centinaia di pagine. Mi sono letto quel grande romanzo di Satta che fu Il giorno del giudizio, in estate di getto, dall'inizio alla fine. Era uno scrittore nato. La sua pagina era sempre avvincente e la trama ugualmente avvincente. Quindi è nel nome di questi due grandi nuoresi, due Satta, Sebastiano e Salvatore, che io ho avuto, per così dire, una familiarità ideale con la vostra città. Quindi sono lieto di essere nuovamente qui e questo lo rivolgo al sindaco e all'amministrazione comunale perché lo renda partecipe alla stessa cittadinanza. E veniamo a voi. L'altro anno miei uditori erano ragazzi delle scuole medie, superiori, forse anche inferiori, ma superiore sicuramente. Oggi ho di fronte a me degli studenti universitari. E questo mi rende particolarmente felice perché volete una mia autodefinizione? Ancora oggi che sto per terminare il mio novennio nella Corte, voi sapete che il giudice costituzionale appena nominato ha di fronte a sé un novennio, 9 anni pieni, non un mese, non un giorno di più. E il prossimo 23 febbraio 2018 scadranno 9 anni da quando io giurai nel Palazzo del Quirinale nelle mani dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Oggi vi dicevo che sono alla fine del mio novennio, che tra poco ritornerò privato cittadino. Io mi autodefinisco in questo modo: un professore universitario prestato per 9 anni alla Corte Costituzionale. Ho cercato di fare nel modo migliore il mio mestiere di giudice, negli ultimi 2 anni questo super mestiere di presidente, però nel mio DNA più profondo c'è il mio insegnamento universitario che per più di 40 anni, quasi 50 anni,
ho tenuto dapprima nell'Università di Macerata e poi lungamente nella mia città natale, cioè Firenze. Quindi avere di fronte a me degli studenti universitari è consolante. Perché sono qui? Avevo avuto dei dubbi se mi fosse data la possibilità di esserci, perché era una settimana di lavoro collegiale della Corte con addirittura 2 udienze solenni. Però ho fatto in modo di esaurire nel pomeriggio di ieri questi grossi lavori e quindi poter essere qui come avevo promesso all'amico Nuvoli. Perché? Per quale motivo? Ma innanzitutto perché il coordinatore, ma anche direi di più l'organizzatore, il promotore, è Francesco Nuvoli, cioè un benemerito degli studi dal punto di vista economico, delle proprietà collettive, di quelle che io chiamare gli assetti fondiari collettivi, con un termine più lato, più onnicomprensivo. Nuvoli è un grande economista agrario. È un onore per il vostro Ateneo che egli sia stato e sia un docente, però un economista che ha rivolto particolare attenzione verso questo mondo appartato, spesso incompreso, il più delle volte perseguitato. Un mondo che io ho capito tanti anni fa, quando ero assistente di un professore di diritto agrario, il professor Bolla, docente nell'Ateneo di Firenze, il quale aveva cominciato a studiare e a difendere questi assetti fondiari collettivi. Tanto che un libro a cui ha accennato Nuvoli, Un altro modo di possedere, risale addirittura al 1977. Ero storico del diritto. Ecco, e a me, storico del diritto, apparve con chiarezza che questi operosi contadini, pastori, boscaioli, che rendevano le montagne anche economicamente e non solo socialmente vivaci, questi erano delle vittime di una civiltà borghese moderna, la quale concepiva soltanto un solo modello di proprietà, la proprietà privata individuale. E da storico del diritto mi ero reso conto perfettamente di una serie di persecuzioni rivolte verso questi nuclei di lavoro, di grande lavoro, di sudore speso sulla terra da parte di queste comunità. Il mio libro del 1977 fu un libro di denuncia verso quei progetti di liquidazione, questo è il termine usato dai legislatori nelle varie leggi che volevano estirpare il male ai loro occhi rappresentato dalle comunità agrarie collettive. Io dicevo, liquidare è un verbo auschwitziano, è un verbo impietoso che quelle comunità non meritavano. E il mio libro fu una denuncia contro queste liquidazioni. Liquidazioni che nascevano qualche volta dal dolo, cioè dalla volontà di sopprimerle, per che quei terreni diventassero terreni comunali, regionali, di latifondi privati. Qualche volta nascevano dall'ignoranza. Non si comprendeva bene che cosa queste antichissime comunità
stavano svolgendo. Da quel 77, grazie soprattutto ad una personalità che ci onora della sua presenza, e cioè il professor Pietro Nervi della Università di Trento, grazie anche in Sardegna a Francesco Nuvoli, grazie anche ad altri studiosi che si sono tolti il velo dagli occhi e hanno visto le cose come stavano, abbiamo fatto dei grossi passi innanzi. E recentemente la Corte Costituzionale ha, in determinate sentenze, ribadito che di fronte a queste realtà, che sono realtà sociali, economiche, giuridiche, di fronte a queste realtà occorre un sentimento di profondo rispetto, perché siamo di fronte ad una ricchezza della Repubblica Italiana. E lo abbiamo scoperto soprattutto quando una dimensione nuova è venuta ad aggiungersi alle altre, a quella economica, sociale, la dimensione ambientale. Ecco, quando dagli anni '80 del secolo scorso il problema ambiente e soprattutto tutela dell'ambiente, il diritto fondamentale del cittadino alla tutela dell'ambiente come contributo alla sua sopravvivenza, quando tutto questo è emerso anche che tutelatori straordinari dell'ambiente sono state proprio queste comunità. Dove c'erano queste comunità e non solo proprietari pubblici o proprietari privati, l'ambiente era eminentemente tutelato. Oggi è diverso il modo con cui noi guardiamo a queste realtà e lo dobbiamo ad una presa di coscienza, finalmente. I perseguitati sono ora alla riconquista di un ruolo che meritano all'interno della nazione italiana. Ovviamente il fenomeno è a livello mondiale, ma a noi interessa ciò che avviene all'interno della Repubblica. Ed è per questo che sono qui a presiedere la prima riunione, quella giuridica, di stasera, lieto di dare un modestissimo contributo. Io non sarò relatore, sarò solo colui che tira le conclusioni dai lavori del nostro pomeriggio. Ma sono qui come apportatore di una mia certezza che ho sempre nutrito dagli anni 50 in poi, dal dopo laurea mio in poi. Certezza che queste proprietà collettive rappresentavano un valore da tutelare ad ogni costo. Ecco, qui in Sardegna, dove abbiamo un tessuto vivissimo di assetti fondiari collettivi, grande è il merito di Francesco Nuvoli di averlo capito perfettamente e di aver creato degli strumenti idonei, come questo centro nuorese-sassarese che studia egregiamente il problema delle proprietà collettive sarde. Quindi sono lieto di essere qui, onorato di essere qui e di portare il mio piccolo contributo, soprattutto di professore universitario per un verso, ma anche di giudice costituzionale. La Corte Costituzionale, da certe famose sentenze di grandi maestri come Luigi Mengoni, anni 90 del secolo passato, ha veramente contribuito a cambiare il volto da persecuzione a comprensione, a valorizzazione. Agli studenti dico: siete in un ambiente fertile per gli studi, so che siete agronomi, forestalisti, qualche giurista, bene, bisogna che tutte le vostre competenze diverse si convoglino verso un obiettivo comune. Avete da parte mia gli auguri più sinceri di un vecchissimo, a laurea 1955, professore universitario. Grazie a tutti.